Allora, rieccoci con i nostri ospiti. Professore, continuiamo la nostra spiegazione. A questo La punto la nostra domanda carrellata, sarà la certo. domanda 21, immagino. Vediamo che La vediamo stiamo con le arrivando nostre verso la fine slide. delle domande, spero. Sono talmente tante che a questo punto. Allora, detto questo, se ci sono appunto, ecco qua, problemi con le mie dentiere, stabilità, senso di vomito, eccetera, possono migliorare con gli impianti? Beh, indubbiamente questa è una risposta che ha una risposta affermativa. Perché? Perché ovviamente esulando da quello che è stato il discorso della ricerca finalizzata della Regione Veneto in merito alla Teniamo la slide della risposta intanto, sì, così la sì, gente la in legge. merito il confezionamento di una protesi ancorata a uno o due impianti, la cosa fondamentale è che frequentemente possiamo eseguire questo tipo di restauro dove noi possiamo mettere questi due impianti su cui la protesi si aggancia. Ecco, gli Ovvio, impianti sono quelli che noi vediamo. vedete, quei due impianti, quei due infissi che sono Esatto. all'interno della mandibola, la protesi sopra si aggancia tramite una barra oppure altri sistemi di ancoraggio e la protesi ha una notevole acquisizione di stabilità e di ritenzione, come si suol dire. Ovvio che quando noi dovessimo inserire un numero maggiore di impianti, da una protesi mobile possiamo anche passare a una protesi fissa. Quindi, per rispondere alla domanda, se posso migliorare la mia situazione mediante gli impianti, che per un paziente che ha una dentiera, certo, lo può migliorare dando con un numero ridotto di impianti, da 1 a 2 come abbiamo detto all'inizio, la può migliorare dando una maggiore stabilità alla loro protesi. Ma uno può dire, ma posso anche eliminare la protesi mobile? E questo è un altro aspetto. Cioè, uno che è privo di denti, che ha una protesi mobile, la può quindi agganciare a due impianti, ma può anche trasformare la protesi mobile in un ponte fisso completo. Ah, è possibile, è Certo, stabile. aumentando il numero di impianti. C'è una tecnica che si chiama all in four, cioè tutto in 4, che sarebbe con 4 impianti posso fare un ponte fisso di 10 elementi dentari? Sicuramente. Quindi 4 Fisso, impianti, fisso significa che il paziente non deve togliere e mettere, ma il concetto di protesi fissa è una protesi che non ha un appoggio a livello gengivale, cioè rimane lontana dalla gengiva. Come un ponte sui denti, si può fare anche un ponte completo di un paziente privo di denti con 4 impianti. molto è importante anche questo, no? Come Sì, soluzione. nella parte inferiore soprattutto, dove c'è le condizioni dell'osso lo permettano sempre, perché noi abbiamo sempre problemi sempre di osso nei pazienti edentoli da molto tempo, proprio per il fenomeno che diceva il professore del riassorbimento, si possono con 4 impianti inserire una decina di denti. Si tratta di cosiddette protesi ridotte, Arcate accorciate. arcate accorciate, ma che con 10 denti fissi soprattutto hanno una loro validità funzionale, cioè permettono un'ottima masticazione. Sono state, diciamo così, messe a punto talmente bene che attualmente chiunque è in grado di fare questo tipo di lavoro. È stato studiato in tutti i dettagli, perché solo con 4 impianti fissi si possa agganciare un ponte fisso. Perfetto, quindi questo è molto è significativo e importante perché effettivamente va a risolvere anche alcune problematiche Psicologiche di avere una cosa esatto. mobile in bocca che bisogna togliere per l'igiene. Quindi indubbiamente ci sono, oggi con gli impianti si hanno delle alternative terapeutiche che nel passato erano inimmaginabili e soprattutto con, diciamo, non con enormi sacrifici da un punto di vista di quello che è l'aggressione chirurgica del paziente. Assolutamente. Ecco, questo perché oggi come oggi mettere 2 o 3 o 4 impianti su per giù, il tempo, come abbiamo visto in una domanda precedente, varia dai 10-15 minuti ai 40-50 minuti.
Ecco, che non è quindi tantissimo, in fin non dei è conti. tantissimo, Quindi è una cosa, ecco, già, effettivamente. per chi si prospettava magari sedute Ore di e ore. ore, No, esatto, no, perché anche no, quello penso che sia no. il terrore. Allora ritorniamo a questo punto alle nostre domande. Mi è stato detto che ho poco osso, cosa posso fare per mettere questo un altro Questa è un'altra problematico di problematica molti? molto importante Sì. perché È molto frequente è frequente, soprattutto. bravissima, è frequente per il fatto che non solo negli anziani c'è poco osso, ma ci sono anche giovani pazienti che hanno poco osso conseguente a eventi traumatici, a eventi di estrazioni indaginosi, a eventi di aver trascurato la loro malattia parodontale, quindi quello che avevamo detto una delle prime trasmissioni, quando noi abbiamo la cosiddetta piorrea e la trascuriamo, assieme alla perdita del dente che si viene a verificare perché diventa mobile, ma andiamo a perdere tutto l'osso che stava attorno alla radice dentaria. Quindi ne risulta alla fine che anche una persona giovane, non certo anziana oltre i 70 anni, ma anche di 40, 50 anni, anche meno, assistiamo a situazioni di perdita ossea che comporta anche una difficoltà a poter inserire degli impianti e che di conseguenza noi dobbiamo addivenire a dei trattamenti di ricostruzione ossea che ovviamente sono tutti interventi di tipo ambulatoriale per lo più, ma che dilatano notevolmente i tempi per poter arrivare alla fine ad avere il dente mancante. Assolutamente. Quindi l'aspetto di quello che è la mancanza di osso oggi è anche mediato non solo dai trattamenti di ricostruzione, di chirurgia ossea ricostruttiva, ma anche da un concetto che si è venuto a sviluppare in questi ultimi anni, che è quello di adattare gli impianti anche alla tipologia dell'osso che c'è. Quindi mentre nel passato Quindi è cambiato. è cambiato, esattamente, cioè nel passato noi dovevamo molte volte adattare l'osso agli impianti, perché gli impianti erano solo di una dimensionalità ben specifica e non c'erano tante variazioni dal punto di vista dimensionale degli impianti. Oggi possiamo fare impianti che sono lunghi, corti, larghi, stretti, quindi possiamo gestire la forma dell'impianto e utilizziamo quel specifico impianto per quel specifico sito osseo. Cioè possiamo evitare oggi molti tipi di trattamenti di chirurgia ossea ricostruttiva proprio individualizzando l'impianto specifico per quel sito osseo. Questo è molto importante perché evita frequentemente delle lungaggini di trattamento e ovviamente, come ho detto fin dall'inizio, più trattamento noi dobbiamo fare per inserire un impianto, maggiori sono i costi biologici, non solo quelli, economici anche, ma soprattutto i costi biologici, perché il paziente deve essere sfortunatamente sottoposto a più interventi per poter ricostruire e poi posizionare gli impianti. Quindi cerchiamo di utilizzare tipologie di impianti diversificate per poter evitare al paziente degli interventi di chirurgia supplettiva. Ovviamente ci sono casi dove assolutamente non c'è niente da fare, bisogna ricostruire, però crediate che questi casi sono la minima parte dei pazienti che vengono alla nostra osservazione. Ecco, ed è anche molto importante, forse chi ha fatto una visita 10 anni fa, per fare un esempio, e gli è stato detto... Non può fare nulla. Esatto, questa è una cosa molto significativa, va rivisitato tutto. Esatto, perché il tempo passa velocissimo, e anche per le persone anziane, ma io ho già fatto una visita, mi avevano detto questa cosa, che Certo. quando è stata fatta? 10 anni fa, e alla fine 10 anni cambia tutto quanto, no? Infatti io dico ai pazienti certe volte che il tempo porta fortuna, perché c'è sempre un'evoluzione positiva di tutto quello scibile nell'ambito medico e quindi anche odontoiatrico. Quindi noi sappiamo che se passa del tempo avremo sicuramente dei progressi in merito a determinati tipi di trattamenti che potranno essere non certo peggiorativi, ma senz'altro migliorativi. Assolutamente, però non aspettarne troppo perché sennò dopo non si può dopo non si ha più neanche la voglia. Devo aggiungere qualcosa? No, volevo sottolineare quello che diceva il professore riguardo alla malattia parodontale che è spesso infatti accennato, sì. misconosciuta oppure non ci si fa molto caso.
ed è quando c'è i primi sintomi, se possiamo dire, della malattia parodontale, quando le gengive cominciano a sanguinare spontaneamente, quello è uno dei primi segnali ed è il momento effettivamente di andare dal professionista, cioè dal dentista. Non lasciarla trascurare, perché mentre abbiamo visto che con gli impianti noi sostituiamo artificialmente il dente, l'osso, ancora oggi, l'osso sintetico o qualcosa di esterno che da poter sistemare al posto dell'osso non ce l'abbiamo. Cioè noi possiamo fare benissimo degli autotrapianti, abbiamo dei materiali molto sofisticati che aggiungono cioè di complemento all'osso, ma la sostituzione ancora dell'osso non è ancora rutinaria e soprattutto è un argomento estremamente complesso. Non abbiamo ancora risolto né noi né gli ortopedici quelle che sono le perdite d'osso, sono assolutamente impossibili da recuperare, soprattutto in bocca. Per cui stresso il ragionamento del professore, cioè fra le varie cause, senz'altro la malattia parodontale, cioè questa che si manifesta inizialmente, come ho detto, con questo sanguinamento, è molto importante perché la prevenzione e soprattutto il continuo interesse verso i propri denti e la propria salute dentale è senz'altro la cosa che permette non solo all'osso ma anche di mantenere tutti quanti i denti. Assolutamente. Sanguinamento, ricordiamo, sanguinamento, attenzione, non trascuratelo. Soprattutto quello che si chiama adesso, che si vede abbastanza frequentemente, la malattia parodontale giovanile, cioè in persone di 30-40 anni. Il trascurare questi sintomi significa perdere quelli che sono i livelli ossei, cioè il mantenimento proprio delle strutture dentali. Chiarissimo. Continuiamo per quanto riguarda le nostre domande, quindi vedere anche le possibili risposte. Mi è stato detto che ho i seni mascellari bassi, posso eseguire impianti e come? Certo, questo è un argomento specifico del mascellare superiore, dove nei settori posteriori noi abbiamo la presenza di due strutture anatomiche che si chiamano seni mascellari e che molte volte hanno un'espansione notevole, quindi hanno portato via tutto l'osso residuo della cresta nostra. Lo vediamo lì dall'immagine, dove quella zona dove c'è il cerchietto giallo è rimasto un osso come cresta di pochi millimetri. Ovviamente in quella zona lì non è possibile inserire nulla. Quindi bisogna in questo caso fare una ricostruzione effettiva dell'osso con un intervento che si chiama rialzo del seno mascellare, che poi ci permetterà di inserire degli impianti. Se la quantità di osso residuo si trova a livello di circa 3-4 mm, ecco che ci sono le possibilità di utilizzare degli impianti cosiddetti corti di 6 mm senza dover fare una ricostruzione totale a livello del seno mascellare. Quindi anche in questi casi sono sempre situazioni che si possono risolvere da un punto di vista ambulatoriale, quindi non è che necessitano interventi di una certa gravosità, ma sono sempre interventi ambulatoriali che si risolvono nell'ambito della 45, 50, 60 minuti. Quindi anche in questi casi si può dire non è che ci sia una preclusione per poter utilizzare degli impianti dentali. E lo vediamo in questa immagine, che è la stessa di precedente, dove si vede quella specie di alone più grigio chiaro, che quello è l'osso che è stato ricostruito dove prima non c'era. Questo si chiama rialzo del seno mascellare. Quindi tutto sommato c'è la fattibilità anche in questi casi. Magari tempo fa non si poteva fare, no? Basta, le tecniche di rialzo del seno mascellare nell'ambito implantologico sono datate ormai, nel senso che sono uscite ancora negli anni 70 e sono entrate nella routine clinica negli anni 80-85. Quindi è una tecnica, quella del rialzo del seno mascellare, che ha un background clinico e quindi un background dal punto di vista di ricerca clinica scientifica di oltre 20 anni e sappiamo che ha dei risultati molto affidabili. Ovvio che molte volte bisogna fare in più step, cioè non è che si possa dire ricostruisco l'osso, metto gli impianti, ma bisogna prima preparare la base. Madre natura richiede il suo tempo, 4-5 mesi, e poi bisogna posizionare gli impianti e quelli richiedono altri 3-4 mesi minimo per la guarigione, per quella osteointegrazione di cui abbiamo parlato nelle sedute precedenti. Ecco, questo è molto Quindi importante. l'aspetto
stressare maggiormente è che la perdita del tessuto osseo di sostegno che ci permette di inserire degli impianti comporta poi dei tempi di ricostruzione biologica che sono molto più ampi. Se noi abbiamo l'osso nostro nativo, in 2 o 3 mesi gli impianti si integrano. Se noi non abbiamo l'osso nativo, dobbiamo prima ricostruirlo e poi posizionare gli impianti, quindi dilatiamo i tempi per arrivare alla fine di avere i denti. Chiarissimo, infatti questa è un'altra cosa molto molto significativa. Ti vuoi aggiungere qualcosa, dottore? No, proprio è stato chiarissimo. Continuiamo con le nostre domande, quindi vediamo che quali restano, insomma, sostanzialmente. Poche ormai. Poche, sembra la 24. Ho perso tutti i denti per la piorrea, ecco. È rischioso fare gli impianti? Questa è una domanda che frequentemente viene posta e che è anche stata oggetto di discussione in ambito scientifico. Perché? Perché riallacciandomi a quello che ha detto prima il dottor Gasparetto, ecco la piorrea sarebbe la cosiddetta parodontite. Di parodontiti ne abbiamo diversi tipi e nell'ambito di quello che è le parodontiti che colpiscono i giovani, perché i giovani possono essere colpiti sia nell'età ad esempio prepuberale che nell'età postpuberale. Quindi abbiamo parodontiti giovanili prepuberali che si basano solo su aspetti genetici, quindi di problematiche genetiche del sistema immunitario, e poi parodontiti post-giovanili che hanno anch'esse una valenza genetica. Quindi ci sono diverse forme di parodontite in cui il fattore genetico ha un ruolo, cioè determina in questi pazienti, anche giovani, una maggiore suscettibilità ad ammalare della parodontite o della piorrea che dir si voglia. Allora, questi pazienti che hanno questo background di sfortuna, chiamiamo così, alle loro spalle e che hanno perduto dei denti, possono essere sottoposti a degli impianti dentali senza avere eccessivi rischi, perché se c'è una malattia genetica che ha colpito determinate strutture, non è che togliendo quel dente la malattia genetica va via. Cioè la predisposizione o suscettibilità ad ammalare va via. Allora si è visto che i pazienti che hanno sofferto soprattutto di certi tipi di parodontite, soprattutto le giovanili o le post-giovanili, hanno qualche rischio in più nella sopravvivenza a lungo termine dei loro impianti che vengono inseriti. Nel passato un grande parodontologo, Goldman, parlava di fattore osseo positivo e negativo. Cioè si è visto che questi pazienti che vengono sottoposti a trattamenti implantologici possono, parliamo di dati di lungo termine, possono nel lungo termine perdere un po' di più osso rispetto a pazienti che non hanno avuto questa storia di parodontite giovanile. Faccio un riferimento molto più semplice. Il fumo. Il fumo è un fattore di rischio per la parodontite. Fattore di rischio che comporta che i fumatori perdono più osso dei non fumatori se hanno una parodontite e i trattamenti che facciamo di trattamenti parodontali sono meno efficienti nei fumatori che non nei non fumatori. Un esempio semplice per quanto riguarda la chirurgia vascolare. Chi fuma, in alcuni casi, non fanno neanche più bypass, perché il fattore di rischio fumo per l'ostruzione delle arterie è talmente elevato che diventa un po', diciamo, fare un qualcosa che se uno non smette di fumare dopo ritorna come era prima, su per giù. Lo stesso vale per gli impianti. Il fattore fumo è un fattore di rischio, non perché l'impianto non si attacchi all'osso all'inizio, ma se noi andiamo a monitorare degli impianti e li monitoriamo per 10, 15, 20 anni, vediamo che questi pazienti, come attorno ai loro denti, c'è una perdita di profilo osseo marginale attorno agli impianti che è più accelerata. Perché il fumo incide proprio danneggiando i tessuti orali e ossei. Come danneggia cuore, vasi e così via, danneggia anche a livello del cavo orale. Attenzione quindi, attenzione, ma anche per ex fumatori questo, quindi c'è stato... C'è un protocollo, ad esempio, un protocollo che ne sono stati proposti diversi, perché questo dato è un dato ben accertato, che se uno deve sottoporsi a degli impianti ed è un fumatore, poi bisogna anche fare una specifica.
perché viene considerato un fumatore pesante per quanto riguarda l'aspetto implantologico e parodontale, colui che fuma più di 10 sigarette al giorno. Più di 10 sigarette al È giorno? un heavy smoker cosiddetto, un fumatore pesante. Fumatore pesante. Tenga presente che se noi andiamo a valutare, a leggere attentamente quello che è scritto in letteratura, fra i fattori, i requisiti di reclutamento di pazienti per indagini cliniche, i fumatori vengono per lo più esclusi, perché è un fattore di rischio che può determinare dei bias, come si suol dire, degli errori nelle interpretazioni statistiche di una determinata ricerca. Dopo quanti anni da quando hanno smesso di fumare? Dunque c'è un protocollo che si dice di smettere di fumare 3 mesi prima e di non fumare per i 2 mesi successivi all'intervento. Perfetto, quindi questo per evitare, ecco, la dannosità del fumo nella fase chirurgica. Però ormai i danni comunque vengono portati a livello sostanziale, quindi non si può fare nient'altro. Il fumatore... Esatto. Allora, pubblicità rapidissimo, poi torniamo con le ultime domande. Prima di recuperare ci vogliono anni. L'effetto rebound del fumo è molto...